Mancano pochi giorni e sarà nuovamente il suono della campanella in Sicilia, quindi il nostro focus di oggi è imperniato prevalentemente su quelle che sono le novità dell'anno scolastico 2024-2025, ma anche su alcune conferme. Vi do il buon pomeriggio, rimanete con noi se siete allievi, alunni, studenti, famiglie, docenti, perché cercheremo di racchiudere in questa mezz'ora tante informazioni. Do il buon pomeriggio intanto alla mia ospite in studio, che è Maria Catena Trovato, dirigente scolastica dell'Istituto Tecnico Marconi di Catania. Marconi Mangano, Marconi Mangano, ricordiamolo, Marconi Mangano di Catania. E in collegamento con noi c'è Giuseppe Pierro che diciamo sta vivendo un pre-inizio del nuovo anno scolastico in Sicilia, ma si appresta a salutare questo incarico con il grande rammarico, glielo dico già adesso Pierro, di tanti dirigenti scolastici come la preside che è qua vicino a me, al momento direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, dottore Pierro, ben trovato. Ben trovata lei, un saluto alla preside e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, lascia la Sicilia tra poco, ma fino all'ultimo tanto impegno per quest'isola e per questa scuola che deve essere sempre, come dire, il perno, no? Della nostra vita civile, della nostra vita di famiglia, perché la scuola e dalla scuola davvero parte in generale tutto per quanto riguarda gli uomini di domani. Che Sicilia sta lasciando da questo punto di vista, direttore? Facciamo un esame un po' a tutto tondo. Intanto la Sicilia pronta all'avvio dell'anno scolastico, sia questo sia degli anni scolastici precedenti che ho potuto vivere qua in Sicilia, quindi una comunità scolastica fatta di persone che durante l'estate, quindi tutti i dirigenti scolastici, il personale delle segreterie, il personale degli uffici degli ambiti provinciali, il personale dell'OSR, che non hanno smesso di lavorare neanche un giorno, molti hanno anche rinunciato alle ferie estive. Quindi se per molti l'estate è tempo di ferie, per l'ufficio scolastico regionale, per le scuole e per gli ambiti è il periodo giusto per fare in modo che l'anno scolastico parta al meglio, e lo è stato anche quest'anno. Allora, noi abbiamo intitolato la nostra puntata "Si ricomincia tra novità e conferme", e le novità che riguardano appunto il nuovo anno scolastico, devo dire, sono parecchie, su più fronti. Quali considera quelle di maggiore rilievo e interesse per studenti e docenti? Allora, intanto la cosa più importante che cerchiamo di fare quando parte l'anno scolastico è proprio assicurarci che tutti i docenti siano al loro posto. In questo periodo vanno conciliate le esigenze dei docenti che sono già di ruolo, e quindi sperano di migliorare la loro condizione, che sono quelli che quindi fanno le domande che noi definiamo di mobilità, e quindi coloro che quindi sperano quindi di avvicinarsi a casa, o comunque il dato più significativo, che è un dato quasi molto siciliano, e se non di qualche altra regione del sud, è di una massa enorme di docenti siciliani che per andare a prendere il tanto sperato ruolo sono dovuti andare al nord, e che quindi ogni anno cerchiamo di far tornare. E la novità più importante, forse l'avrete letta proprio in questi giorni, è che quest'anno abbiamo voluto aumentare il più possibile il numero dei docenti che rientrano proprio da fuori regione. Quindi se l'anno scorso erano circa 2000, quest'anno sono stati 3.199, proprio per essere precisi, i docenti che tornano da fuori regione. Sembra poco, ma in realtà per questi docenti è una grande notizia, finalmente un rientro a casa, possono riabbracciare le famiglie, insomma, possono ricominciare a vivere una vita lavorativa più serena, e credo che questo influisca anche sulla qualità dell'istruzione, perché avere docenti più sereni, avere docenti che quindi possono ripartire avendo vicini gli affetti e anche le proprie famiglie, credo che sia un dato fondamentale. Questa, se vuole, è la notizia più importante. Poi in totale in realtà abbiamo movimentato circa 6.800 persone, perché ci sono anche i docenti siciliani, e sappiamo quanto a volte lavorare in una provincia, risiedere in una provincia, pensate risiedere a Siracusa, dover andare a lavorare a Trapani è quasi come andare a lavorare fuori regione, quindi c'è anche un numero significativo di docenti che abbiamo cercato di far riavvicinare. Tutto questo ovviamente contemplando col fatto che poi a settembre si deve tornare a scuola, e quindi dobbiamo anche nominare i famosi supplenti, che sono quelli che vanno poi a coprire
i posti residui. Ecco, i posti residui e le supplenze. Adesso insomma tanti sono un po' con la suspense, no? Per cercare di capire se riescono a ottenere la famosa e tanto ambita supplenza. Ma qual è la situazione delle cattedre in Sicilia? Allora, noi partiamo con il primo turno il 6 di settembre, quindi Sì. diciamo, uso qualche termine tecnico per farvi capire che prima di arrivare al completamento definitivo dell'organico ci sono vari step. Quindi noi il 6 settembre facciamo uscire in tutte le province, abbiamo deciso di lavorare coordinati proprio per andare tutti di pari passo, i primi bollettini, sono i tanto famosi e sperati bollettini che sono quegli elenchi attraverso i quali i docenti che sono inseriti nelle graduatorie provinciali possono e sapranno quali sarà la loro sede di servizio. Noi contiamo, diciamo, ad oggi stiamo ancora finendo di contare le disponibilità, quindi dopo le operazioni di mobilità facciamo il conto di quali sono poi le sedi ancora disponibili e su quelle sedi nomineremo dei supplenti. Stiamo ancora finendo di fare la ricognizione dei posti, ci aspettiamo di fare un primo turno circa 10.500, se non qualcosa in più, supplenze, quindi un numero significativo di docenti che avranno la possibilità di lavorare. Ovviamente diciamo questi sono il grosso sono sui posti di sostegno, no? Quindi l'altra priorità è quella di assicurare ai ragazzi che hanno disabilità di poter avere l'insegnante di sostegno. Sappiamo quanto per le famiglie questo sia un segnale di rassicurazione, perché tutti giustamente vogliono che il proprio ragazzo o la propria ragazza abbia l'insegnante di sostegno già dal primo giorno. Quindi c'è un potenziamento in questo senso del sostegno, direttore? La cosa rassicurante è che nonostante in Sicilia ci sia un calo significativo di iscritti, questo è un male che affligge la nostra regione ma che affligge un po' tutta Italia, e vi dico che in Sicilia ci sono circa 9.000 iscritti in meno ogni anno. Nonostante questa triste notizia, in realtà il contingente complessivo dei docenti è rimasto invariato, quindi non è stata diminuita la quantità di docenti. Questo l'effetto benefico si fa presto a capirlo, perché ovviamente poi diminuisce anche il peso degli studenti per classe, ma soprattutto non togliamo posti di lavoro, perché questa è una priorità. Il dato in generale sul sostegno è un dato in crescita. Questo è un po' anche questo è un dato nazionale, è in crescita perché aumentano le certificazioni. Diciamo, oggi ci sono delle nuove tipologie che affliggono, nuovi disturbi che affliggono i nostri ragazzi, pensate a tutti quelli legati allo spettro dell'autismo, quindi ci sono nuove patologie che impongono che ci siano più ragazzi con l'insegnante di sostegno, quindi noi cerchiamo di assicurare a tutti una guida. Questo dato che lei mi ha appena snocciolato, volevo anche appunto coinvolgere la preside, è un dato relativo, questo dei 9.000, diceva, allievi in meno iscritti? 9.000 iscritti in meno, sì, sono circa 9.000, 9.500. Ecco, ma la causa di riferito a questo anno. Ok, ma la causa è la denatalità. Denatalità. Quindi noi parliamo di denatalità laddove purtroppo in Sicilia, poi strada facendo, abbiamo anche parlato di abbandono scolastico, di diserzione scolastica, ma quello evidentemente è un dato diverso, no? Che non ha legame con questo. Questo è un dato certamente preoccupante e vorrei coinvolgere anche la preside su questo. Anche lei ha visto un po' decrescere la popolazione del suo istituto. Certo, lo vediamo ogni anno che diminuiscono il numero delle iscrizioni, quindi diminuisce di anno in anno proprio perché quest'onda legata al decremento demografico, che è partita dalla scuola di base, man mano sta arrivando anche alla secondaria di secondo grado, quindi da qualche anno a questa parte anche noi dirigenti delle scuole secondarie di secondo grado notiamo che il numero degli studenti diminuiscono. Però, come diceva il direttore, che saluto, e che comunque siamo dispiaciuti che se ne va, e questo l'avevo già detto, ma io lo voglio dire perché lo sento, lui lo sa, gliel'ho detto di persona, lo sentiamo tutti, veramente è un direttore fantastico, peccato che se ne va. Dicevo, come già lui ha accennato, come già lui diceva, è vero che stanno però crescendo il numero degli alunni con disabilità. Questo è un dato che effettivamente preoccupa, perché capiamo che c'è qualche problema di cui non conosciamo la causa, ma che probabilmente andrebbe indagato e studiato.
Allora, direttore Pierro, le chiedo però adesso, alla luce di quello che lei mi ha detto, che insomma sembrerebbe essere tutto sommato una cartolina accettabile, no? Positiva, se ci sono invece dei nodi, se ci sono delle criticità, per esempio per quanto riguarda, non so, adesso leggevo in qualche pagina online qualche difficoltà sui dirigenti scolastici nella provincia di Palermo, ecco, vorrei chiarire se ci sono dei nodi da sciogliere che lei lascia, insomma, con il cuore un po' piccino da questo punto di vista. Allora, diciamo sì, grazie che mi dà la possibilità di fare chiarezza Sì, su questo sì, punto. È uscito pochi giorni fa un articolo su Repubblica che parlava, diciamo, di effetti dei tagli all'istruzione in termini di reggenze. sì. Io poi ho fatto una replica che è stata anche pubblicata sul sito del Ministero dell'Istruzione, perché in realtà lì veniva fotografata la situazione di Palermo, ma che va invece analizzata in generale. L'anno scorso erano più di 100 le scuole date in reggenza, cioè una serie di scuole dove non c'era un dirigente scolastico titolare e che ovviamente ad ogni scuola deve avere una guida, veniva dato l'incarico ad un dirigente scolastico in servizio presso un'altra scuola e quella veniva definita reggenza. Il dato di quest'anno è un dato dimezzato, quindi se l'anno scorso erano circa 90, quest'anno sono 45, come poi potete leggere i numeri nel dettaglio, quindi a mio avviso questo non è un effetto dei tagli, ma questo è l'effetto del tentativo che si sta facendo di una migliore organizzazione della rete scolastica siciliana. Anzi, addirittura se vogliamo, proprio in Sicilia il dato significativo è che per esempio in alcune province ci sono dirigenti scolastici che per effetto di questa riorganizzazione magari non hanno trovato posto nella propria provincia, sono stati costretti a spostarsi in una provincia accanto, ma il dato secco della reggenza è un dato positivo, perché avere 40 scuole reggenza invece che 90 è un effetto benefico questo per la scuola, e ci tengo a precisare che queste reggenze che sono ancora residue sono dovute al fatto che poi i dirigenti scolastici giustamente nelle proprie prerogative possono richiedere distacchi sindacali, possono chiedere dei permessi per andare a fare un dottorato di ricerca, insomma ogni dirigente scolastico poi ha la possibilità, ed è giusto che abbia la possibilità di vivere la propria carriera, di continuare a formarsi, quindi in quei casi noi dobbiamo nominare un reggente, e in Sicilia l'organico dei dirigenti scolastici è pressoché completo, tant'è vero che noi non avremo nuove immissioni in ruolo dai concorsi che sono stati banditi quest'anno, sia il concorso straordinario che quello 2020. ordinario. Quello del Esatto, proprio 2020. perché il nostro contingente è al completo. Ora, ovviamente l'anno prossimo, per effetto dei pensionamenti, si libereranno dei posti e speriamo che potremo immettere in ruolo nuovi dirigenti scolastici. Senta, direttore, le risultano casi di sovraffollamento in alcune scuole, sovraffollamento nelle aule? Perché un Ad nostro oggi, telespettatore, le chiedo sì, scusa, ci scrive: volevo sapere se secondo voi è normale che in un'aula si faccia lezione con 40 alunni, però non c'è riferimento all'istituto, alla scuola. Io la invito a chiedere all'ascoltatore, perché devo dire, poi ringrazio perché sulla scuola c'è una grandissima attenzione, io stesso ricevo tantissime segnalazioni di docenti che verifichiamo puntualmente. Ovviamente 40 ragazzi in una classe non ci possono stare, quindi se l'ascoltatore poi le scrive in redazione qual è la scuola dove verifica questa situazione, noi la verifichiamo puntualmente, Glielo farò perché questo sapere. non può accadere, assolutamente. Direttore, prima di lasciarla, visto che il nostro è un appuntamento di servizio, lei lo ha capito, lo ha compreso, do spazio a un'altra persona che ci scrive: dottore Pierro, buon pomeriggio, ha notizie riguardo alla convocazione del personale ATA di prima fascia nella provincia di Catania? Allora, se lei va avanti con la preside, magari io mi informo subito e gli rispondo immediatamente. Vado con la preside, ma vado anche a salutare l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Catania, Andrea Guzzardi. Buon pomeriggio Guzzardi. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Sono giorni frenetici perché sta per cominciare la scuola, lei si occupa ovviamente nel suo assessorato anche di edilizia scolastica e la nostra domanda sarà: a che punto stiamo, quali sono le maggiori criticità, se in pochi secondi riesce intanto a dirmi com'è andata la giornata di oggi. So che è stata appunto una giornata densa di impegni. Sì, diciamo che stiamo lavorando in modo incessante senza mai fermarci. Cercheremo di fare il massimo per questo inizio di anno scolastico. Ecco,
Stiamo facendo di tutto. Bene, insomma, cerchiamo fra poco di fare il punto sulle criticità nella città di Catania. Se il direttore mi dà un segnale, io vado da lui per capire un attimo se c'è questo dato che la nostra telespettatrice chiedeva. Direttore. Voglio prendere alla lettera il suo, diciamo, obiettivo di servizio, quindi sto aspettando che mi diano l'informazione e ve la faccio sapere subitissimo. Va bene, però questo mi dispiace, la tengo così ancora in diretta, per cui a meno che lei non voglia farmelo sapere attraverso un altro sistema, se deve lasciarci. Aspetto, allora, sono c'è qua una con voi. grande novità importante, e sicuramente il direttore Pierro ci ascolterà, che riguarda appunto gli istituti tecnici superiori. Allora, preside, è soddisfazione questa formula del 4+2 che cerchiamo di spiegare meglio ai nostri telespettatori? Di che cosa si tratta? Allora, intanto è una riforma dei tecnici e dei professionali volta a ridurre quello che è considerato il mismatch tra il mondo del lavoro e la scuola. Sostanzialmente il mondo del lavoro chiede che ci siano sempre più figure capaci di affrontare appunto gli impegni lavorativi con professionalità, quindi più persone formate sotto il profilo tecnico e professionale. È sicuramente una opportunità se la leghiamo a questa possibilità che viene data ai ragazzi. C'è da dire che questa riforma, che recentemente è stata varata e quindi ha avuto, diciamo, il varo definitivo, già nasce come decreto lo scorso anno, a dicembre 2023. E le scuole, chiaramente tecniche e professionali, che volevano partecipare alla sperimentazione, perché in questo momento partirà quest'anno, però come forma di sperimentazione, anche se ha avuto l'avallo definitivo. Quindi ci sono delle scuole che lo scorso anno hanno dato la disponibilità, si sono candidati, che quest'anno sperimenteranno questo percorso 4+2. Questo è un vantaggio, preside, Allora, è un vantaggio per chi magari... Allora, il problema, adesso poi parliamo magari di quali potrebbero essere le criticità. Sotto certi aspetti può essere un vantaggio perché c'è un aggancio più diretto col mondo della formazione professionale, col mondo del lavoro, con le aziende e con gli ITS, quindi con la formazione terziaria. E sicuramente andare, diciamo, a formare tecnici specializzati chiaramente è un vantaggio per la comunità, per il mondo del lavoro, per la crescita, per la produzione del paese. È anche vero però che nel momento in cui un ragazzo si iscrive a questo percorso lo fa a un'età dove ancora forse la consapevolezza non esiste fino a un certo punto. C'è da dire che in questo momento sta partendo a livello sperimentale. Sperimentalmente, io ho visto i dati pubblicati dal MIM, ci sono 176 istituti che hanno dato adesione a questo percorso in tutta Italia. Ho avuto anche modo di notare, e la cosa mi è sembrata strana, però non me la so spiegare più di tanto, che la maggiore richiesta è venuta da regioni tipo la Sicilia, la Campania, la Puglia. Al nord, per esempio, il Veneto aderisce con pochissime scuole, mi pare che siano 4 se non ricordo male, la Lombardia ne ha un po' di più. E probabilmente l'esigenza, magari avere intravisto da parte comunque dei collegi dei docenti e dei dirigenti scolastici la possibilità di creare, di rendere più vicino il mondo del lavoro ai ragazzi che scelgono i tecnici e i professionali, ha indotto i colleghi a partecipare alla sperimentazione. Questo giustificherebbe il dato, perché nelle regioni che ho citato, tranne chiaramente la Lombardia, sappiamo che il dato occupazionale non è così elevato. Infatti. È più elevato il tasso della disoccupazione. Ci sono molti aspetti ancora non chiari rispetto a questa nuova modalità. Vedremo nel corso della sperimentazione che cosa viene fuori. Quello che è certo è che chi inizia un percorso di 4 anni
può poi avere la possibilità di accedere all'ITS con la formazione di 2 anni, può anche andare all'università sostenendo l'esame di Stato, quindi diciamo che alla fine non preclude nessuna eventuali possibilità di altri scelta sbocchi, per cui i in maniera giovani. molto serena i collegi possono valutare se... Anche perché insomma noi andiamo verso un mondo di specializzazione costante, necessaria, no? Quindi probabilmente questo potrebbe anche essere un buon viatico. Sì, potrebbe... quello diciamo che tutto sommato anche in molte nazioni europee la secondaria di secondo grado ha durata 4 anni, quindi tutto sommato abbiamo esperienze in qualche modo simili in altre nazioni. Qui staremo a vedere quali risultati darà, perché in questo momento la grossa preoccupazione dei docenti e dei collegi è quella che questo potrebbe portare a una riduzione degli organici. Allora, noi ci dobbiamo fermare per una pausa, non so se ci possiamo ricollegare con il direttore Pierro, penso di sì. Sì, direttore, io ci sono, se volete aspetto la pausa oppure le dico qualcosa subito. Mi come dica vuole. qualcosa Aspetto subito e poi la salutiamo. Allora sì, volevo soltanto dirvi, il 30 a Catania hanno fatto le missioni al ruolo e quindi la prossima settimana saranno fatti gli scorrimenti ATA a prima fascia. E mi faccia dire soltanto una cosa a cui tengo particolarmente, che la Sicilia, per quanto riguarda la sperimentazione 4+2, è quella che ha risposto in maniera massiccia. Quindi voglio dire, il confronto tra una regione come la Lombardia, che ha un tessuto industriale anche più solido, uno come la Sicilia, invece in Sicilia evidentemente anche gli imprenditori che hanno aderito a questa iniziativa insieme a scuole illuminate hanno capito che quello è in realtà uno sbocco per il futuro, perché si dà ai ragazzi delle competenze tecniche specialistiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Quindi diciamo va dato onore al merito alle scuole siciliane che hanno risposto a questa sperimentazione. Direttore, grazie, è stato un piacere averla con noi. Un saluto a lei e un saluto a tutti. Le auguriamo un buon proseguimento della sua attività e noi ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco, parliamo con l'assessore Guzzardi delle scuole catanesi. A tra poco. Si parla di scuola, delle tante novità, in effetti abbiamo toccato la novità inerente all'istituto tecnico e la preside naturalmente dovrà fare i conti anche con le altre novità, per esempio il divieto totale dell'uso dei cellulari. Allora, questo non riguarda la secondaria di secondo grado, diciamo, riguarda la scuola di base, però questo non vuol dire che noi alla secondaria di secondo grado non viviamo il problema, anzi probabilmente lo vivete ancora di più. Lo viviamo in modo diciamo più forte, in maniera accentuata, e tra l'altro non siamo neanche supportati e confortati dal divieto che invece espressamente è stato dato per la scuola di base. Preside, ma la questione del voto in condotta è comunque passata, cioè il voto in condotta nelle scuole superiori, un voto pari a 6 sarà associato a un debito in educazione civica e sotto il 6 è bocciatura? E allora questa ancora a noi non è arrivata a livello formale, quindi rimane in discussione. Andiamo a discutere invece delle scuole catanesi. Allora, assessore, in che condizione sono le nostre scuole in città? Dico nostre perché vi trasmettiamo da Catania. No, le scuole diciamo che sono in buone condizioni, sono pronte per per accogliere tutti i ragazzi della nostra città e non solo. Dal 10 in poi si dà inizio a questo nuovo anno scolastico e con tutti i dirigenti della città stiamo facendo il massimo insieme anche agli uffici comunali per iniziare a inaugurare l'anno nel migliore modo possibile. Questo è una cosa che dare il merito comunque a tutti i dirigenti che insieme al comune stanno cercando di far accogliere poi un domani, fra circa una settimana, gli studenti, le famiglie di studenti nel miglior modo. Senta, ma state portando avanti delle ispezioni, dei controlli su tutta la città, nelle varie scuole, o non sono ancora partiti i controlli? No, i controlli già sono partiti, ma non ci siamo mai fermati, perché in collaborazione con le scuole tutto l'anno si lavora a 360 gradi, soprattutto nei mesi estivi, appunto perché le scuole sono più libere dagli studenti e dalle famiglie, quindi si possono realizzare quegli interventi nelle classi in cui di solito c'è
lo studente. Assessore, tocca pure a lei, perché insomma quando si parla di scuola scrivono i nostri telespettatori e si rivolgono a lei dicendo: la scuola media Dante Alighieri presenta tante criticità, bagni fatiscenti, aule non fruibili per infiltrazioni dal tetto, cortile pieno di cenere, quindi pericoloso, avvolgibili non funzionanti. Pensate di intervenire su questa scuola? Allora, intanto come amministrazione e come direzione diciamo che già abbiamo l'anno scorso appena iniziato, abbiamo fatto un giro di tutte le scuole e abbiamo piena conoscenza dei singoli problemi, compresi quelli della Dante Alighieri. Ma con urgenza la Dante Alighieri abbiamo risolto un problema che da diversi anni, che con la reggente, la presidente Morsellino, abbiamo risolto e abbiamo lasciato alla nuova dirigente che è appena arrivata l'ascensore funzionante, che era fermo da circa 6-7 anni. Stiamo procedendo con priorità. Proprio questa settimana ho sentito la nuova dirigente della Dante Alighieri, oggi la Pisardi Alighieri, e abbiamo visto quali sono le loro priorità su cui intervenire e intervenire. Sicuramente non dobbiamo mai dimenticare una cosa importante, che il comune parte da una base di dissesto economico, esatto, quindi ma infatti mi chiedevo, stiamo dando il massimo con le risorse che abbiamo. Quali sono le risorse, Assessore, al momento? Le risorse sono veramente poche risorse abbiamo per la manutenzione nell'edilizia scolastica, però già l'anno scorso insieme all'amministrazione e il comune abbiamo raddoppiato le cifre e oggi riusciamo a intervenire con circa 300-400 mila euro. Però ricordo che alcuni comuni virtuosi, anche non solo in Sicilia ma soprattutto al centro-nord d'Italia, hanno circa qualche milione di euro per i piccoli interventi manutentivi, e noi invece qualche migliaio di euro e non milione. Ecco, quindi diciamo che questo bisogna fare i conti. Certo, bisogna fare i conti con le risorse. Conti con quelle che sono le economie che abbiamo al comune, però il lavoro è stato tanto, abbiamo diciamo fatto tutti quegli interventi, anche che la regione tramite sia il ministero ma anche direttamente la regione ha dato la possibilità di poter intervenire, che sono quei piccoli interventi di manutenzione che danno comunque respiro alle scuole che per diversi anni, comunque è vero, non hanno avuto ottimo status da questo punto di vista. Allora, i nodi poi verranno al pettine anche durante l'anno scolastico, Assessore, lei lo sa, insomma, che poi ovviamente ci saranno tanti punti da attenzionare, no? Per manutenzioni straordinarie magari, e strada facendo magari avremo modo di raccordarci e di risentirci. Stiamo per chiudere, però a proposito dell'edilizia scolastica volevo ricordare naturalmente che il Comune di Catania si occupa di scuole primarie, di base. Quindi scuole, esatto, le scuole elementari, le scuole medie, ma gli istituti superiori fanno riferimento a città metropolitana, giusto? Qual è la situazione che lei può, dal suo punto di vista, al suo osservatorio? Allora, io devo dire che il mio osservatorio in questo momento è un osservatorio felice, perché quando sono arrivata nell'istituto che dirigo oggi, al Marconi Mangano, cioè 3 anni fa, ho trovato una situazione di assoluto disastro, incuria manutentiva assoluta, e infatti allora andai in televisione proprio per denunciare questo stato di abbandono, con classi completamente chiuse per le infiltrazioni, eccetera. Oggi posso dire con grande soddisfazione che la città metropolitana ci sta dando un grandissimo supporto, tant'è che queste aule saranno tutte riaperte, sono state ristrutturate, riprese, un grande lavoro anche strutturale, di intervento strutturale si sta facendo alla Lucia Mangano, quindi sia al Marconi che alla Lucia Mangano. Io in questo momento non posso che ringraziare Città Metropolitana, l'ingegnere Nicosia e anche i titolari dell'impresa. C'è molta attenzione, io sono contenta di questo. E questo è importante, Assessore, attenzione, ma anche lo scambio, no? Che ci può essere anche attraverso i media con le amministrazioni, perché molto spesso la gente si rivolge anche alle TV, ai giornali, insomma, per protestare su qualcosa e creare questo filo, no? Come dire, di comunicazione. È certamente qualcosa che magari ci proponiamo di cominciare. Che dice, Assessore? Sì, pienamente d'accordo. Tra l'altro noi
il primo intervento che ho fatto è quello di instaurare un ottimo rapporto con i dirigenti e tutte le altre istituzioni, perché solo collaborando e solo lavorando insieme come un team per un'unica città sicuramente si potrà fare qualcosa di diverso. Senta, Assessore, a proposito, mi scusi, la interrompo perché proprio siamo veramente alla fine. La questione della cenere dentro i cortili delle scuole è sempre gestita dal Comune? No, la questione cenere all'interno delle scuole è gestita dalle scuole stesse. Dalle scuole stesse. La scuola è competenza delle scuole. Quindi nei cortili, nelle aree aperte? Dove noi possiamo interveniamo noi, che facendo, diciamo, collaborando con la scuola, ma l'attività all'interno dei cortili, del cortile proprio, è competenza della scuola. Noi agiamo invece sull'area verde, ce ne occupiamo noi. Va bene, allora ci salutiamo con una domanda. Volevo chiedere sulla nuova riforma scolastica per gli istituti tecnici e professionali, la proposta del 4+2 di cui abbiamo parlato inizia da chi frequenterà quest'anno il primo anno o vale per chi ha già iniziato il percorso? No. Solo per chi inizia quest'anno. Tra l'altro aggiungo che se qualcuno in corso d'anno o anche l'anno prossimo decidesse di passare a questo percorso 4+2 non può farlo. Non può farlo. Quindi bisogna cominciarlo dall'inizio. Va bene, allora siamo in ritardissimo, grazie Assessore Guzzardi, che le dico, buon lavoro, sono ore frenetiche, Grazie. Ci rivedremo magari per il suono della campanella. Un saluto all'assessore anche da parte mia, è vero, collaboriamo, Grazie. anche se lui non c'entra con la secondaria, però collaboriamo. Bene, buon inizio di anno scolastico, Grazie ci a vedremo voi certamente per l'invito. anche con la preside. A tutti voi Grazie. grazie per averci seguito. Sicilia 24 Focus torna domani con un nuovo argomento. Buon pomeriggio.